È sorprendente scoprire all'ingresso della foresta un cartello che proibisce di fumare. Ma la relazione dell'uomo con la natura è fatta di questi divertenti paradossi. Probabilmente Vasco da Gama, quando scoprì le Seychelles all'inizio del XVI secolo, non fu sorpreso di trovare una natura così esuberante. Com'è probabile che non si fossero stupiti quei marinai che verosimilmente, 4 secoli prima, giunsero nel mare d'Arabia o nel Golfo Persico. Lo spettacolo della natura è fatto per i nostri occhi di contemporanei. Ci sorprendiamo di fronte al grandioso panorama di una giungla tropicale e ci preoccupiamo se qualche fattore esterno lo mette in pericolo. Paradossalmente, però, siamo sempre noi, moderni esseri umani, a costituire la minaccia maggiore per l'ambiente. Il complesso arcipelago delle Seychelles è formato da un'ottantina di isole, le minori in parte disabitate e altre visitabili solo con permessi speciali, in quanto riserve naturali. Il nucleo principale è composto da 42 isole, costituite da affioramenti granitici. Il resto sono formazioni coralline, tra cui il maggior atollo del mondo, quello di Aldabra. L'isola più grande, Mahé, dove si trova la capitale, ha una superficie di poco superiore ai 140 km². A nord-est di Mahé, al centro dell'arcipelago delle Seychelles, si trova l'isola di Praslin, la seconda per dimensioni, con un'estensione di 38 km². Nel cuore dell'isola, all'interno del Parco Nazionale di Praslin, c'è la valle di Mai. Fino al 1930 la valle era quasi intatta. Nel 1933, però, ebbe inizio il suo sfruttamento. Si cominciò a deforestare il territorio e a piantare caffè. Nel 1941 si pensò addirittura di realizzare nella zona un giardino botanico con specie esotiche. Tutto ciò indusse il governo nel 1945 ad acquisire la valle allo scopo di preservarne l'integrità minacciata. Le prospettive ora sembrano essere cambiate drasticamente, se si pensa che oggi si arriva persino a spazzare i sentieri della giungla. Nulla di strano per una cultura come la nostra che tratta con cera la scorza di alcuni frutti perché sembrino più naturali e appetitosi. A suo tempo furono commessi in buona fede alcuni eccessi. Per esempio, i primi provvedimenti di protezione della valle, adottati per diminuire il rischio di incendi, portarono a una drastica riduzione del sottobosco e all'eliminazione di buona parte della materia organica. Il suolo, quindi, non disponendo di una protezione adeguata di fronte alle piogge torrenziali, iniziò a subire un'erosione allarmante. Questa politica iperprotettiva, perciò, dovette essere abbandonata. Nel 1966 la valle fu dichiarata riserva nazionale. 13 anni dopo venne costituito il Parco Nazionale dell'isola di Praslin, con un'estensione di 675 ettari, di cui 18 di pertinenza della Valle di Mai. Nelle Seychelles esistono 6 varietà locali di palme e tutte possono essere ammirate nella Valle di Mai. La specie più famosa è quella chiamata cocco di mare o palma da cocco delle Falkland, di cui nella valle esistono circa 4.000 esemplari. Sono alberi dal tronco diritto, con caratteristici anelli e possono raggiungere i 30 metri di altezza. La coltivazione del cocco di mare sulle pendici dell'isola ebbe inizio nel 1953. La storia di questa specie è abbastanza curiosa. La sua attribuzione alle Falkland è frutto di un errore commesso nel XVII secolo dal botanico Gmelin, quando ancora si ignorava la sua presenza alle Seychelles e non erano note le sue insolite proprietà di galleggiamento. Ciò che più incuriosisce di questa pianta è la dimensione dei suoi frutti, i più grandi fra tutti i vegetali. Possono arrivare a pesare 25 kg.
Le singolari caratteristiche di queste noci, che possono immagazzinare molto liquido e sono provviste di strati protettivi resistenti che ne facilitano il galleggiamento, permettono loro di effettuare lunghe traversate per mare e adattarsi anche a quelle coste in cui non v'è traccia di acqua dolce. Nel XVIII secolo nessuno poteva immaginare che una specie scoperta per la prima volta in alcune isole dell'America meridionale provenisse in realtà da altre isole situate nell'Oceano Indiano, a migliaia di chilometri di distanza. In ogni caso, il nome del cocco di mare non deriva dalla sua natura di provetto navigatore, quanto da un'antica ed erronea credenza, secondo cui la pianta produttrice dei frutti reperiti di frequente sulla superficie del mare doveva per forza essere radicata in fondo all'oceano. Le altre palme sono di dimensioni molto più ridotte rispetto a quelle delle Falkland. I loro frutti, piccoli e carnosi, sono il cibo preferito del pappagallo nero, una specie tipica dell'isola. Oltre alle palme, a Praslin vivono 80 specie di piante autoctone, di cui 30 si trovano anche a Mai. Ma nessuna ha frutti tanto straordinari quanto il gigantesco cocco della palma delle Falkland, apprezzato già nel XVII e nel XVIII secolo. Aprirlo richiede non solo forza e destrezza, ma anche una conoscenza profonda delle caratteristiche del frutto. I vari strati della corteccia creano all'interno un vero e proprio compartimento stagno che ne preserva l'integrità. Tra la gran varietà di piante dell'isola di Praslin è stata scoperta una specie di rampicante che si credeva completamente estinta. Le palme nascondono altri curiosi ospiti, come la grande lumaca bruna, che vive tra le sue foglie. Oppure la lumaca nera, più piccola. Entrambi questi animali sono endemici dell'isola. Altri abitatori delle palme sono un particolare camaleonte locale, diverse specie di serpenti e alcune varietà di gechi. Nei densi strati di humus e di materia organica che coprono il suolo della valle vivono inoltre varie specie di anfibi, dall'aspetto molto simile a quello di un grosso lombrico. Il bosco di palme della Valle di Mai costituisce una formazione unica al mondo, che rende straordinariamente interessante questa splendida zona delle Seychelles.